La mostra archeologica permanente, allestita all'interno del castello di Artegna, contiene i reperti rinvenuti all'interno del castrum e si articola in 4 sale con oggetti inquadrabili dall'epoca romana fino al tardo medioevo, compreso il periodo longobardo, tra cui spicca una fibula a forma di S tipica della cultura longobarda. Per quanto riguarda il basso medioevo, interessanti alcuni oggetti della vita militare, tra cui si ricordano alcune punte di freccia, degli speroni sia a rotella che a puntale, tipici per la cavalcata, e questa palla di bombardella in pietra locale con chiari segni di lavorazione a scalpello. Tra i reperti romani, oltre a diversi frammenti anforacei, sono presenti alcune monete in bronzo, inquadrabili tra il IV e il V secolo. Queste rispecchiano la monetazione di origine augustea che prevedeva una divisione in monete auree, in monete d'argento e monete bronzee. Le piccole dimensioni di questi reperti numismatici sono proprio tipici del periodo tardoantico. Interessante notare come in almeno 2 sono riconoscibili i volti degli imperatori impressi su uno dei lati.